Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale serale, l'avvocato Stefano Catuara, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie avvocato. Grazie a voi per l'invito. Con l'avvocato vorremmo fare un'analisi un po' del dopovoto, del voto amministrativo, della valenza, dei riverberi che ha avuto sia in campo nazionale ma anche regionale e perché no anche in provincia di Agrigento. Allora avvocato, un voto che ha interessato tantissimi comuni della nostra Italia, ma anche 129 comuni della regione siciliana e 12 comuni nella provincia di Agrigento. Abbiamo visto casi particolarmente eclatanti come la bocciatura del sindaco Nicolini, insomma, per parlare un po' di cose nostre, la vittoria di Orlando a Palermo che ha stravinto, la mancata vittoria dei 5 Stelle un po' in tutta Italia, ma in particolare a Genova, la città diciamo, di Beppe Grillo. Ecco, che riverberi avrà questo voto, sta avendo in campo nazionale? Ma innanzitutto nelle elezioni amministrative finalmente il popolo decide di scegliere il sindaco e di scegliere il consigliere. Ha la possibilità, attraverso la preferenza per il sindaco e per il consigliere, di fare una libera scelta. E in funzione di questa libera scelta, intanto abbiamo potuto constatare che in tutti i comuni vi è una scarsa partecipazione al voto. Ancora molte persone si astengono dal votare. Questo significa che vi è una sfiducia nei confronti della classe dirigente attuale. Basta vedere nelle nostre elezioni amministrative, normalmente le percentuali sono altissime quando il popolo sente di essere rappresentato, sente l'importanza di una scelta. Queste elezioni amministrative, vi compresa Palermo, hanno visto invece un calo di percentuale, una forte astensione, e questo è un fatto che deve far riflettere tutte le forze politiche, chiedersi il perché il popolo complessivamente manifesta questa sfiducia nei confronti delle istituzioni. Deve esserci indubbiamente un tentativo di recuperare questa fiducia, e per recuperare questa fiducia bisogna parlare di temi concreti, rendere partecipe la cittadinanza alla soluzione dei problemi che attualmente si vivono. E non v'è dubbio che tutti vivono il problema della povertà o dell'assenza del lavoro, e sono temi che non sono stati affrontati in questa campagna elettorale. I sindaci dovevano confrontarsi sui servizi sociali che sono in grado di garantire alla cittadinanza, e tutti i sindaci sanno che hanno notevole difficoltà. Nelle elezioni amministrative molto spesso si parla di dissesto finanziario o non dissesto finanziario, ma non si riesce più a dare soluzione ai problemi che la cittadinanza soffre. Poi vi sono dei dati indubbiamente politici che sono venuti fuori. E allora non si vuole fare il bastian contrario. Un dato è certo, che la lista di 5 Stelle, laddove si presenta, ha alte percentuali. Non si presenta ancora in tutta Italia, in molti comuni non è rappresentata, non è presente, però nei comuni dove si presenta normalmente ha un risultato a 2 cifre. Gli altri partiti, ad eccezione di qualche partito, ma proprio casi eccezionali su cui ritorneremo, vediamo che altri partiti temono a presentare il proprio simbolo, vi è compreso il PD, vede Palermo, oppure la stessa Forza Italia, presente in alcuni comuni importanti, assente in altri comuni, anche nei comuni dove si vota con il proporzionale. Dobbiamo prendere atto però che Forza Italia, nei comuni dove vi era il voto proporzionale, quindi non la necessità della coalizione, non il maggioritario, in percentuale rispetto al PD è più presente nei comuni. Vi è un forte risveglio da parte di Forza Italia come forza trainante del centrodestra, e poi anche al nord, in Lombardia,
in Liguria, quindi anche a Genova, una forte presenza della Lega che nel frattempo si è strutturata sul piano nazionale. I partiti minori, i partiti di centro, soffrono perché? Soffrono per un motivo semplice e quindi hanno basse percentuali. Immaginatevi voi l'NCD, non si comprende se ha presentato liste in alcuni comuni o no, ma in pochissimi comuni l'UDC vale la stessa cosa, le vecchie sigle. Perché tutto questo? Per un motivo semplice, perché noi veniamo fuori da partiti che fondano la loro forza solo sulla capacità del leader di comunicare. Non vi è più nei partiti una classe dirigente vasta, complessiva, un gruppo che governa un partito ed espone dei programmi. Solo per farmi comprendere meglio, il PC, Partito Comunista Italiano, non vi è dubbio che la figura di Berlinguer era dominante all'epoca, ma nella segreteria vi erano uomini come Raiklin, Pecchioli, Spagnoli e tanti altri per far apparire un grande quale Emanuele Macaluso, ma ancora Alessandro Natta. Cioè vi era un gruppo, una classe dirigente che era presente e diffusa nel territorio, Pio La Torre nella direzione quindi del partito, ma allora, e così valeva anche per la Democrazia Cristiana. Chi non può dimenticare i Moro, gli Andreotti, i Fanfani, i Forlani, cioè quei partiti erano guidati da un gruppo dirigente autorevole, riconosciuto dalla cittadinanza, riconosciuto dagli italiani e che avevano nel momento elettorale grandi suffragi elettorali. E in quell'epoca vi era un sistema che era il sistema proporzionale con la preferenza, cioè addirittura vi era una multipreferenza. Per la Camera si arrivava fino a 4 preferenze che si poteva scegliere. Certo, si è parlato molto delle anomalie che si sono verificate con le preferenze, però si è parlato tanto delle preferenze al punto tale da far comprendere che il popolo non deve più scegliere, e quando non sceglie il popolo ci sono altri che scelgono per il popolo, e la scelta che altri fanno non è sicuramente la scelta migliore. È accaduto pertanto che subito dopo vi è stato un ottimo sistema elettorale, il Mattarellum. Alla fine si dava la possibilità ai cittadini di scegliere all'interno del collegio la figura migliore. Vi era il candidato di centrosinistra, vi era il candidato di centrodestra, vi erano altri candidati che potevano candidarsi all'interno del collegio. I cittadini sceglievano non il simbolo, il nome, cioè conoscevano sostanzialmente il rappresentante, e quello che non conoscevano, e questo è l'inizia, cosa non si conosceva? Non si conosceva quella parte di proporzionale, che era il 25% sul proporzionale, dove i partiti avevano la possibilità di candidare gli uomini più fedeli, non al popolo, ma più fedeli al leader che li sceglieva, al partito che li sceglieva, una classe dirigente che era in grado di autoconservarsi. Quel sistema elettorale è stato mutato con la cosiddetta legge Calderoli, ed era lui stesso, l'ha definito una porcata, poi hanno utilizzato una frase latina, era il porcellum. Allora ritorniamo a comprendere cosa è accaduto nelle amministrative. Le persone hanno scelto i 5 Stelle nei partiti, come partito ha avuto una buona percentuale, hanno detto però, hanno preso atto della incapacità governativa che i 5 Stelle nelle esperienze che stanno maturando stanno mostrando in un momento di grossa difficoltà di amministrare i comuni,
Non v'è dubbio che Roma ha delle difficoltà, questo è per quanto riguarda il sindaco di Roma. Le stesse difficoltà si incontrano a Torino, basta vedere le nostre realtà locali, i comuni dove sono amministrati dai 5 Stelle incontrano delle difficoltà, via di Favara per esempio, la stessa Porto Empedocle con la protesta ora dei cittadini, ora dei netturbini, cioè questi sindaci non riescono a garantire quei servizi che la collettività aspetta e da loro si chiede qualcosa in più, perché molte sono le aspettative del cambiamento e queste qualcosa in più ancora non viene. Ma attenzione, io non darei esclusiva responsabilità ai sindaci, perché si tratta di comprendere se i comuni, il comune in sé, viene visto dallo Stato centrale come un ente da potenziare, da rafforzare per avvicinarlo sempre di più alla comunità, oppure se il comune viene visto come un ente qualsiasi, paragonato ai vari ATO o comunque ai vari enti pubblici, che può funzionare o meno, tanto riguarda quella comunità, sbrigatevela voi. Cioè sta venendo meno il vincolo di solidarietà tra le istituzioni. Oggi se un comune va male non vi è l'intervento della provincia, della regione, dello Stato a sostegno, a trovare una soluzione per le difficoltà che quell'ente incontra. I sindaci rischiano di essere delle figure isolate nel governo del territorio, allora a loro bisogna stare più vicini ed aiutarli, ma da parte dei cittadini deve essere compreso il loro sforzo, ma loro devono fare di tutto per amministrare la comunità e devono comunicare sempre di più le difficoltà che incontrano, non solo le difficoltà di natura finanziaria, perché basta girare i comuni e tutti dicono vabbè, soldi non ce n'è. Non v'è dubbio che la carenza di soldi è un problema per tutti, ma molto spesso emerge anche una carenza di idee e su quello bisogna un forte intervento per colmare almeno la carenza di idee e di programmi nell'attesa di superare la grave crisi economica che si sta vivendo. Ecco, questo voto di domenica ha bloccato un po' diciamo, l'ipotesi che Renzi aveva fatto dell'accordo insieme a 5 Stelle, PD, Forza Italia e Lega per quella nuova legge elettorale, diciamo alla tedesca, che Tedesco aveva ben poco perché manteneva solo il 5% di sbarramento e poi il voto non era, diciamo, dato in preferenza. Sembra quasi che lo abbia un po' fermato, addirittura Renzi era per andare al voto a settembre, a ottobre, invece ora si parla di andare al voto alla scadenza naturale. Ecco, questo voto ha inciso in questo, diciamo, temporeggiare e portarci alla scadenza naturale, o, diciamo, è stato il fatto che l'accordo si è rotto? Ricordiamo la Boldrini quando per sbaglio fece vedere il display, ci sono stati dei franchi tiratori sia in Forza Italia che in 5 Stelle, ecco, le due cose sia nel PD. Sia nel PD, chiaramente. Ma posso, sì. rispetto a questo tema che è un argomento, insomma, attenzione, è centrale, ma secondo me la stampa non ha dato un corretto risalto. Con molta umiltà cerchiamo di comprendere quello che sta accadendo e chi sono i responsabili di quello che sta accadendo. Accade sostanzialmente, lo dicevo in questa mia introduzione, che la Corte Costituzionale si è già pronunciata nel 2014 con la sentenza della Corte numero 1, la prima sentenza del
2014 ha dichiarato incostituzionale la legge al Senato, a dire il vero anche alla Camera, però parliamo un attimino del Senato perché poi la Camera segue, ha dichiarato l'incostituzionale la legge del Senato, e la legge che veniva dichiarata incostituzionale era la cosiddetta legge Calderoli, il Porcellum di poco fa. Viene dichiarata incostituzionale anche la legge alla Camera, però i partiti complessivamente approvano una nuova legge che si chiama Italicum, cioè l'anno scorso, già 2 anni fa, nel 2015, approvano una nuova legge che si chiama Italicum, quindi dal Porcellum all'Italicum, da una incostituzionalità all'altra. Perché? E questa è la domanda. Come mai, nonostante il ruolo della Commissione Affari Costituzionali, nonostante le pregiudiziali costituzionali sulle norme, il Parlamento continua in materia elettorale ad avere alcuni pronunciamenti incostituzionali? Perché quello che sostanzialmente è accaduto è che vi è una grave responsabilità anche rispetto ai fatti odierni, prima ancora dell'accordo sulla nuova legge elettorale. Perché innanzitutto la legge al Senato, a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, hanno ritenuto che, dovendo abolire il Senato, allora non necessitava fare una legge per il Senato. E chi sono questi grandi luminari che avevano la certezza del risultato popolare? Cioè, non solo peccavano di presunzione, ma stavano operando salvati dalla Corte Costituzionale, salvati dal Presidente della Repubblica. Perché? La Corte Costituzionale nel 2014 si è posto il problema. Questo è un Parlamento che è eletto, è frutto di una legge incostituzionale. E allora questi devono continuare a legiferare? Oppure bisogna sciogliere le Camere? E questo era il punto di domanda al momento della sentenza del 2014. Rispetto a questo punto di domanda, la Corte ha ritenuto, per il principio della continuità amministrativa, che il Parlamento poteva continuare a legiferare. In linea di diritto è un argomento condivisibile. In linea di fatto accade però che coloro che non avevano titolo e non hanno titolo a stare in Parlamento ragionano in modo errato, ritengono di fare l'Italicum e dopodiché presentano una riforma costituzionale dove cercano addirittura di modificare la Carta Costituzionale e, non vi è dubbio, abbiamo dedicato anche qualche trasmissione qua. Sì. E allora il popolo lì, stavo per dire all'unanimità, ma eccessivo, con una grande percentuale ha detto il 4 dicembre: fermi tutti, le vostre modifiche, non che la Carta Costituzionale non è modificabile, ma le modifiche che voi avete approvato, noi, detentori della sovranità, non l'approviamo, non li condividiamo. A quel punto bisognava andare direttamente alle elezioni. Si è detto: non si può andare alle elezioni perché non abbiamo una legge elettorale per andare alle elezioni. Era il 4 dicembre del 2016. E stiamo attenti, subito dopo vi è il pronunciamento sull'Italicum, sempre dalla Corte Costituzionale. Dicono: guardate che questa legge che avete fatto, questa legge dei capolista bloccato, dei partiti che devono ottenere non il premio
come coalizione, ma come partito inferiore al 40%, anche questo è sbagliato. Il popolo è sovrano, vi deve scegliere voi parlamentari. Benissimo, e si è atteso il pronunciamento della Corte Costituzionale. La Corte anche questa volta è intervenuta dicendo che l'Italicum per la Camera è incostituzionale. Tutti lì si sono susseguiti nel dire non si può andare all'elezione perché qualcuno, e mio malgrado anche qualche autorevole costituzionalista, ha detto che non si poteva andare all'elezione perché mancava la legge elettorale. Non è mai stato vero. La Corte Costituzionale, quando si è pronunciata, ha dichiarato incostituzionale la legge in alcune parti, l'altra rimane in vigore ed applicabile, ed è immediatamente applicabile. E il rischio che noi corriamo, e per fortuna è un rischio che io non solo condivido, apprezzo il risultato che è venuto fuori dalla Corte, finalmente il popolo può ritornare a votare ed ad esprimere la preferenza. Questo è quello che abbiamo, certo. Non v'è dubbio che siamo in presenza di leggi non omogenee, ma voi credete che questi sono in grado di rendere omogeneo questo sistema elettorale? Hanno avuto tanto tempo per farlo, lo potevano fare subito dopo il pronunciamento della Corte nel 2014, non l'hanno fatto. Quando si sono pronunciati hanno tentato di modificarlo, potevano rendere omogeneo in occasione dell'Italicum, Senato e Camera, non l'hanno fatto. Hanno cercato poi un accordo dove sembravano essere tutti d'accordo i grossi partiti. Ma vogliamo vedere dove è avvenuta la spaccatura? E se quella divisione era, stavo per dire, premeditata, perché la lite avviene sul Trentino Alto Adige. L'accordo era un accordo complessivo su una legge che io francamente non condividevo. Gradisco l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, della legge che viene fuori dalla Corte Costituzionale, però sono rimasto meravigliato del fatto che le forze politiche hanno un accordo complessivo, vi è un disaccordo preannunciato tra l'altro dai 5 Stelle, avevano detto che comunque non erano d'accordo sul sistema proposto per il Trentino Alto Adige, per essere precisi, e quella modifica che riguardava solo ed esclusivamente il Trentino Alto Adige, che notoriamente non ha una grande popolazione, non veniva condivisa dai 5 Stelle. Incredibile. Il capogruppo del PD ha ritenuto subito all'esito del voto rompere l'accordo. Non una riunione di partito, non una riunione della direzione per capire se quello era un argomento fondamentale o meno. No, il messaggio era rompiamo l'accordo perché il frutto dell'accordo non era gradito evidentemente al PD. E allora andiamo subito al voto, e andiamo al voto con quella legge che è venuta fuori dalla Carta Costituzionale. Domanda: ma bisogna andare subito o aspettare il 2018? Io ritengo personalmente che in presenza di un Parlamento che non è in grado di legiferare è meglio andare subito al voto. E tuttavia questo non significa favorire l'uno o l'altro partito, perché anche in questo si è cercato,
perché c'è chi vuole andare subito al voto per affermare una leadership. Era il caso di Renzi, Sì. la smania di andare subito al voto nel timore di perdere il controllo del PD. Ed è il caso anche di qualche partito del centrodestra per dire vabbè, andiamo al voto perché incominciamo a fermare l'attuale stato di cose, perché è uno stato la Lega, decisamente, la Lega in particolare. Ma attenzione che sembrava essere l'atteggiamento più corretto, la Lega alla fine da tempo che dice andiamo al voto, lo diceva nel 2014, lo dice nel 2015, lo ha detto anche in tempi recenti, perché parte da un presupposto: questo non è un Parlamento che è in grado di legiferare, andiamo al voto. Quello che è grave è che a dire andiamo al voto è il PD, quel partito che ha usufruito dei benefici del Porcellum, cioè molti parlamentari, noi dimentichiamo che tutti i parlamentari del PD, compreso il premio di maggioranza di cui hanno usufruito, sono parlamentari eletti con Bersani, perché questo ha vinto per poco, l'hanno presentata come sconfitta, in realtà ha vinto Bersani, dopo hanno tolto per il mancato accordo con i 5 Stelle il potere a Bersani, e coloro che sono sopraggiunti hanno ritenuto di fare accordi con Verdini, con Alfano, fuori sì i 5 Stelle, ed è questo il risultato che stiamo vivendo. Noi abbiamo la necessità di acquisire autorevolezza sia in campo internazionale. Provate a vedere le immagini, quelle concrete, quelle che viviamo, non quelle che ci fanno apparire. Spesso si parla di Francia e Germania, Sì. a decidere delle sorti dell'Europa, a concorrere sulle sorti dell'Europa. Non mi sembra che l'Italia gioca il ruolo che prima aveva riconosciuto, con quelle che criticavamo, con Craxi, con Andreotti, però il ruolo internazionale dell'Italia non v'è dubbio che è venuto meno. Lamentiamo spesso di immaginare una nuova e diversa Europa, però in realtà il ruolo che l'Italia sta svolgendo a livello internazionale è un ruolo marginale. Il ruolo che l'Italia svolge nell'ambito dell'Unione Europea è un ruolo marginale, e allora è necessario dare autorevolezza a una nuova classe dirigente che scende in campo. Quindi secondo lei si andrà, si ritenderà una nuova legge elettorale o si andrà, naturalmente con ciò che è stata la sentenza della Corte alle elezioni? Cioè Renzi tenterà di nuovo una nuova legge elettorale? Mi auguro di no. È un auspicio per quel che mi riguarda, perché tutti i tentativi che ci sono stati nella modifica della legge elettorale, poi faccio solo un altro inciso, è quello di evitare che la scelta della classe dirigente del parlamentare la fa chi viene definito sovrano, cioè il popolo, dalla stessa Carta Costituzionale. Tutti gli interventi che ci sono stati vanno verso questa direzione. Ritengo pertanto che, e questo mi auguro che non succeda, che l'unica modifica che possano apportare è inserire il capolista bloccato al Senato, cosa che attualmente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 2014, manca. Certo, non v'è dubbio che vi sono alte percentuali, ma attenzione, quando si dice rendere omogenei 2 sistemi per formare la stessa maggioranza, se uno legge bene la Carta Costituzionale, 2 sistemi non sono voluti dalla Costituzione omogenei. Basta dire che i costituenti hanno inserito nella Carta Costituzionale, quindi necessita una riforma della Carta Costituzionale, che il sistema elettorale al Senato
deve essere su base regionale, Benissimo. mentre alla Camera è su base nazionale. Ora non vi è dubbio che i risultati sono diversi per la seguente ragione. Una volta si diceva la rossa Emilia e la bianca Sicilia, non v'è dubbio che al Senato, essendo la distribuzione su base regionale, dà risultati diversi. Oggi di rosso sta restando ben poco, non vi è l'Emilia, non vi è la Toscana. Le difficoltà, è venuto fuori che vi sono all'interno dell'area della stessa sinistra, sono ben visibili. Il tentativo di Bersani, Speranza e lo stesso D'Alema di dare vita a un partito di sinistra sono ben presenti. Nelle elezioni amministrative questo non è venuto fuori, non vi erano liste del Movimento Democratico e Progressista, ma attenzione, ritornando su Palermo, non con il nome di un partito, però a Palermo, dove Orlando vince, e ritornando, perché vince Orlando? Perché Orlando la gente lo ha visto amministrare, può essere schierarsi pro, schierarsi contro, però ha assunto delle posizioni. La ZTL, per fare un esempio, può essere condivisibile, non condivisibile, ma l'assume. La vede il tram che inizia a funzionare, vede qualche parte di Palermo pulita, vede comunque una amministrazione presente. Quando si andava a Palermo c'era la zona piena di rom, ricordiamolo questo, la prima cosa che fece Orlando è pulire quella zona. Ma in ogni caso, cioè, vede sostanzialmente uno si dice a Palermo il sindaco lo sa fare, ma non sono io a dire che il sindaco lo sa fare, sono stati i cittadini palermitani che hanno ritenuto di dare una percentuale ad Orlando tale da farlo vincere al primo turno. E quindi una buona amministrazione, che è quella che comunque dà risposte, tenta di dare risposte alla collettività, è una amministrazione che ottiene il consenso popolare. Così è accaduto a Lampedusa, così chiudiamo questa grande vicenda. Intanto sono sistemi elettorali diversi. Lì siamo su maggioritario a Lampedusa, una piccola realtà. Palermo si vota sul proporzionale. Per ritornare sui partiti, provate a vedere i simboli delle liste che sostenevano Orlando. Si chiamano Movimento 139, Palermo 2022, siamo nel pieno civismo. Appunto definito civismo politico. Siamo nel pieno civismo. Orlando, diciamo, siamo nel pieno civismo, cioè significa, a questa ho capito, però la realtà è che i partiti non mettono il loro volto, ma anche quello che è organizzato a sinistra, cosiddetta, si chiama sinistra comune, ma la sinistra comune a Palermo prende il 7,9%. Il PD? Quasi il 9, mi pare. Abbiamo visto che siamo a valori, a una cifra 8,9, 8,5, non mi ricordo, ma basta vedere anche la distribuzione dei consiglieri, sono 5 o 4 per ogni lista, nonostante il premio di maggioranza, per comprendere le percentuali che vi sono. Poi vi è un dato che non può essere sottaciuto nell'ambito delle liste che sorreggevano il candidato antagonista a Orlando, Ferrandelli, dove l'unico partito, l'unico no, perché c'è Forza Italia che ha avuto un risultato dignitosissimo, questa è la realtà. Forza Italia a Palermo è presente e radicata, ha fatto un buon risultato elettorale. Poi vi è
i cantieri popolari di Saverio Romano che non raggiungono il 5%. Stiamo parlando della realtà palermitana, dove notoriamente il Partito Cantiere Popolare ha espresso deputati regionali, nazionali, e quel risultato elettorale dice che c'è molto da rivedere in quell'area, è un risultato elettorale di piena bocciatura da parte dei cittadini di Palermo, tale da non superare la soglia del 5%. Questo è il dato, non si dà più nulla per scontato. E allora ecco il valore della preferenza, ecco l'importanza della scelta popolare. Quando il popolo decide, può scegliere e, nella peggiore delle ipotesi, sceglie il meno peggio. Laddove ha la possibilità di scegliere il meglio, sceglie il meglio. Senti, Ferrandelli, su Nicolini, questo... scusa, non volevo sfuggire alla domanda. No, tanto la mia amica Giusy Nicolini, secondo me, deve, con l'umiltà che la distingue, deve comprendere meglio quel risultato elettorale, perché bastava recarsi a Lampedusa, parlare con i cittadini per capire quanto malcontento c'era nei confronti dell'amministrazione comunale e come hanno vissuto male la gestione degli immigrati, perché lì è il problema. Non necessitava attendere l'esito elettorale. Lei, non v'è dubbio che ha avuto grandi riconoscimenti, perfino l'invito di Obama, il lavoro che lei ha fatto, ma i cittadini reputavano responsabile il sindaco del mancato intervento dello Stato. E allora, anziché attribuire la responsabilità ai cittadini, che hanno sempre ragione quando votano, attenzione, i cittadini non hanno torto quando votano qualcuno e ragione quando votano un altro. I cittadini sono stati in grado di valutare la concretezza di un ex sindaco, mio amico Toto Martello, che era ben visto nella collettività lampedusana. Dall'altro lato, un sindaco che veniva premiato e riconosciuto fuori, ma i lampedusani vedevano spesso questo come un abbandono del governo dell'isola. Ora, sono queste le responsabilità del Nicolini? Indubbiamente no, il ruolo dello Stato doveva essere più presente, si doveva intervenire molto prima sul ruolo delle ONG. Oggi stiamo facendo tutte delle grandi scoperte, le ONG addirittura l'intervento più concreto dell'attuale Ministro dell'Interno, ma tutti questi effetti si sono riverberati nei confronti delle istituzioni locali e in particolare nei confronti del sindaco di Lampedusa, tale da arrivare addirittura terza, perché il dato che emerge è non perché i cittadini lampedusani, dopo i tanti sacrifici che hanno fatto, dopo il premio che la stessa città di Lampedusa ha avuto, oggi non è che li riscopriamo razzisti, no, sono sempre quelle stesse persone che accolgono alla meno peggio i tanti disperati, ma sanno che questa non è e non può essere la soluzione per porre rimedio a un grande problema che deve essere affrontato indubbiamente, lo si dice, sul piano nazionale, ma prevalentemente sul piano europeo. E di questo i tentativi che ci sono stati sono stati peggiori del male. Questo è quello che è accaduto. E allora non griderei né allo scandalo né al fatto che
i lampedusani hanno cambiato giudizio, no, i lampedusani si sono visti traditi dalle istituzioni e hanno trovato nella figura di Totò Martello un sindaco che già conoscevano, è stato già sindaco. È stato già sindaco a Lampedusa, che ha già amministrato Lampedusa, una persona concreta, in grado di affrontare la problematica come merita di essere affrontata, senza dire riceviamo tutti, accogliamo, certo, senza avere i mezzi per poter accogliere. Ecco, volevo fare un ritorno un attimo, un passo indietro al caso Ferrandelli. C'è stata questa polemica di un eventuale sostegno da parte dell'ex presidente della regione Cuffaro, una grandissima polemica su questo fatto che in qualche modo pensi che lo abbiano aciuto questa voce, insomma, che Cuffaro Ma attenzione, voleva rispolverare, diciamo, di nuovo il suo disegno politico centrista e quindi appoggiava Ferrandelli. come spesso accade, si dà grande importanza in fase preelettorale e dopo grandi demeriti o meriti in fase successiva. Non v'è dubbio che il presidente Cuffaro è intervenuto in questa campagna elettorale, ha cercato di esprimere delle idee e ha manifestato l'idea di sostenere un giovane che il Ferrandelli, che cercava di costruire il cosiddetto movimento, o spesso sbagliano a definirlo partito, dei cosiddetti coraggiosi. Hanno nociuto a Ferrandelli, è stato bravo Orlando. È stato bravo Orlando, come sa fare il professor Orlando, di utilizzare qualunque strumento per incrementare il consenso elettorale, perché Cuffaro non ha un partito, non è organizzato territorialmente. Molti ricordano come ha governato questa Sicilia e viene visto come esempio di buona amministrazione della regione siciliana, ma spesso questo aggettivare come buona amministrazione perché subito dopo vi è stato l'amministrazione di Raffaele Lombardo e quindi comparare come si stava meglio con Cuffaro oppure con Lombardo, la gente dice si stava sicuramente meglio con Cuffaro. Poi ancora si è aggravata con il governo Crocetta e la gente comunque continua a dire si stava meglio con Cuffaro, con tutti i limiti che quell'amministrazione poteva avere e ricordando anche le vicende processuali che hanno interessato il governatore Cuffaro, ma ha affrontato con molta dignità e con molta forza il periodo della detenzione, è ritornato come tanti ad esprimere le proprie idee. Un dato viene fuori, che se quelle idee erano rappresentate dal partito del cantiere popolare non sono più condivise. Ma questo non significa nuocere o non nuocere, significa avere consenso. Nella fattispecie possiamo dire, ma mi sembra che anche lui si è espresso in questo modo, è molto affetto e poco consenso elettorale, ma attenzione, non è lui oggi, non si è presentato, almeno non ne sono a conoscenza, non si è presentato come un leader che organizza un movimento politico, d'altronde non può per quello, sì, per la condanna che ha avuta, per l'interdizione. Manifesta delle idee che molti, e questo è quello che è venuto fuori,
non hanno condiviso. Da questo a dire che hanno giunto a Ferrandelli, beh, io non ho visto anche il risultato delle altre liste che sostenevano Ferrandelli, non ho visto grossi risultati. Le percentuali sono non tutte percentuali a una cifra, per ritornare all'esempio, non vi erano forti partiti, movimenti, poi addirittura alcuni hanno ritenuto di sostenere per esempio l'altro candidato, queste notizie un po' del giorno, il candidato Lavardera, e poi ci si litiga se Lavardera era candidato per fare il film o non fare, era un candidato, attenzione anche lì rispetto a quella polemica, i cittadini non sanno se Lavardera era candidato perché voleva girare il film o non girare il film, la realtà è che non hanno condiviso le idee che Lavardera presentava, era una novità, non vi è dubbio che poteva rappresentare o pensava di rappresentare la novità, ma la gente rispetto alla novità ha preferito votare Orlando, un sindaco che già conoscevano, che a dire dei palermitani ha lavorato bene, e allora al Ferrandelli non resta altro che proseguire quell'attività, ma senza cercare responsabilità, senza additare altri quali responsabile della sconfitta elettorale. Allora, chiudiamo la parentesi regionale. Cardinale dice che il PDR ha avuto un ottimo risultato e per cui ora bisogna puntare alla regione. Quindi Cardinale fa un passo avanti sul futuro candidato alla regione. Miccichè chiede a Musumeci di fare un passo indietro in modo che ci sia il centrodestra una coalizione diciamo più unita per poter a novembre diciamo, ottenere una candidatura forte per vincere alla regione. I 5 Stelle, Grillo dice sì, non abbiamo vinto in Sicilia, abbiamo ottenuto però una fortissima rappresentanza comunale, questo ci permette di radicarci nel territorio, ora è la volta della Sicilia, in Sicilia vinceremo. Quindi alla luce ed è anche il motivo di questa nostra chiacchierata, alla luce di questi risultati, che proiezione avremo in vista delle prossime elezioni regionali? In politica cambia tutto diciamo in maniera veloce, quindi anche la vicenda di Trapani, che diciamo è importante, è anomala, con due candidati sotto inchiesta, con Fazio che oggi si dimette deputato regionale, che invita a non votarlo. Ecco, quindi anche tutto questo dico, che riverberi avrà sulle prossime scelte che i cittadini siciliani dovranno fare. Ma questa è proprio l'assenza del ruolo dei partiti che viene fuori in queste circostanze. Il PDR, che in Italia significa partito di Renzi, in Sicilia è altra cosa. Sicilia Futura. In Sicilia è altra cosa perché c'è uno che è il partito di Cardinale, quindi avesse PDC, però è poi Sicilia Futura, un partito... Un partito di Cimino. O partito di Cimino. O Cascio. Quindi tutte quelle che iniziano con sì, tutti ex, la C. Ma al di là di questo, quello che viene fuori, poi c'è la vicenda Pistorio. Sì, la volevo lasciare per ultimo. Allora, le chiedo scusa se l'ho anticipato. No, mi serviva per un altro elemento, cioè, ho visto oggi le dichiarazioni quindi di alcuni politici che prendono le distanze del Presidente della Regione e quindi il partito di Pistorio che si riunisce per uscire dalla maggioranza. Ricordiamo che le elezioni sono a novembre. Quindi ancora diciamo, ce n'è tempo. Sì, ce n'è tempo, però prendere le distanze dal governo per vicende personali mi sembra poco dignitoso. Rispetto a un governo si prendono perché a quanto pare tutti vogliono uscire sì, anche perché non vi è dubbio, perché vogliono prendere le distanze, secondo loro, di un governo che secondo loro ha governato male.
per dire noi non siamo responsabili, ecco a voi l'unico responsabile, l'unico che ha governato, ecco a voi Crocetta, e quindi che è l'unico responsabile del disastro che hanno creato in Sicilia. Vediamo quello che è accaduto prima in Sicilia e poi vediamo quello che può succedere. Ci è stato detto bisognava abolire le province. L'unica cosa che hanno abolito è la democrazia nelle province, hanno lasciato i commissari. Noi eravamo abituati a periodi di commissariamento, quello più lungo, quello che sempre è stato più lungo, è il commissariamento nel caso di inquinamento mafioso dell'ente. Oggi i commissariamenti di tutti gli enti hanno avuto una durata di gran lunga superiore agli enti commissariati per fatti di mafia e nessuno ha detto nulla. Anche, ricordiamo Castelvetrano che è stato sciolto proprio una settimana ma prima del voto. Ma lì per carità, se ci sono elementi di inquinamento mafioso è giusto sciogliere i comuni per fatti di mafia. In Sicilia abbiamo vissuto qualcosa di diverso, cioè sono stati commissariati tutte le province e i commissari si sono alternati. Se chiediamo a chi ci sta ascoltando, ricordate i nomi dei commissari che si sono alternati alla provincia di Agrigento? Nessuno se le ricorda. Sì, eppure sono stati tanti. Gli addetti ai lavori. Forse vi è il rischio che neanche gli addetti ai lavori ricordano perché tutti i commissari. Allora, quindi un governo regionale che si era caratterizzato nell'andare all'arena a dire abbiamo abolito le province, non solo non le ha abolite, ma ha abolito la democrazia nelle province. Un governo regionale che ha detto bisogna cambiare gli enti. È un governo regionale che ha commissariato lo IACP, gli ATO, cioè è un governo regionale, i consorzi di bonifica, per carità non vi è nulla che non è stato commissariato con la scusa, sull'ISAP stendiamo un velo pietoso, ma proprio pietoso, perché lì non ne volevo neanche parlare, hanno fatto la legge 8 del 2012, ancora attendiamo l'organismo democraticamente eletto dagli imprenditori. Sono trascorsi 5 anni e ancora organismi democraticamente eletti non ve ne sono, né si è voluto affidare agli imprenditori la gestione dell'IRSAP, ma attenzione, non si è voluto affidare a nessuno, si è voluto affidare a alcuni che si professavano qualificati imprenditori senza avere mai svolto attività d'impresa. Ma questo è malattia comune, così come abbiamo conosciuto rappresentanti di associazioni industriali senza impresa, ma così come abbiamo conosciuto rappresentanti di associazioni industriali che gridavano alla legalità e alla giustizia e poi sono stati arrestati e così via. Ma questa è la Sicilia e mille volte della Sicilia. Quello che mi preme dire in questa sede però è che questo governo regionale, che ha voluto commissariare tutto, ha portato quasi tutti questi gli enti alla liquidazione. C'è l'IRCA che pure. Tutto, ma c'è l'IRCA, c'è CRIAS, guardate che non c'è, è una riflessione su questo. Ora, i 90 parlamentari, ivi compresi quelli dei 5 Stelle, reputano di non essere responsabili di quello che è accaduto in Sicilia. Io non ricordo una battaglia da parte dei 5 Stelle contro il commissariamento di questi enti. Ricordo però che hanno fatto delle buone battaglie per ridurre le indennità dei parlamentari, ma non ricordo una legge che riduce l'indennità dei parlamentari, si lascia tutto alla volontà del singolo. Certo. Bisogna ritornare allora a governare la Sicilia
bisogna ripristinare la democrazia in Sicilia e ognuno, a mio avviso, ivi compreso l'onorevole Cardinale, deve assumersi dinanzi e spiegare ai siciliani quello che hanno fatto, così come ha fatto Orlando. Orlando è stato eletto perché alla fine ha ritenuto di presentarsi e dire: io ho fatto questo, ho avuto queste difficoltà. I cittadini si sono anche dimenticati di qualche malefatta e ci sono anche queste. Anche Crocetta l'ha fatto, dai, il fatto Riparte Sicilia, ha presentato Ma la Sicilia non è mai partita, quindi non comprendo come deve ripartire. Anche il fatto di presentare il Riparte Sicilia, ora non vorrei essere eccessivamente critico, Crocetta ha presentato prima il megafono, dopodiché sparisce il megafono, Riparte Sicilia. Lì ancora manca l'applicazione di un articolo della Carta Costituzionale che prevede il ruolo dei partiti democraticamente organizzati. Non si inventano i partiti sono il frutto di organizzazione di massa e devono essere presenti e radicati sul territorio, in mancanza del quale siamo in presenza di movimenti che spesso vengono presentati solo ed esclusivamente per fine elettorale e nel momento elettorale. E allora è meglio dare forza a una nuova visione del partito come struttura organizzativa per creare una classe dirigente collegiale, quello che dicevo all'inizio, in grado di elaborare un programma, presentare quel programma alla collettività e su quel programma ottenere il consenso, in mancanza del quale rimangono i singoli volti. Certo. E possono non apparire simpatici e le idee di una persona possono non trovare le molte gambe per camminare, e le gambe significano i consensi elettorali, i consensi delle persone. Ecco perché allora bisogna tutti incominciare a capire quello che c'è da fare, e la prima cosa che vi è da fare è quello di consentire liberamente ai cittadini di scegliere per renderle partecipe nelle loro scelte. Giusto. Direttore, per dire solo l'ultima riflessione, ma nessuno si è mai chiesto perché nei comuni vi è la preferenza? Alle elezioni regionali vi è la preferenza, alle elezioni europee vi è la preferenza. Perché a Roma si continua a sostenere che la preferenza è causa di inquinamento e allora è meglio che scelgono i partiti? Cioè, se la preferenza è causa di inquinamento, di associazione più o meno criminali, questa è l'interpretazione che viene data, beh, modifichiamo questo sistema elettorale, ma vale per tutti, certo. Vale per i comuni, vale per la provincia, vale per la regione. Ecco, perché non scegliere un sistema uguale per tutti? Per esempio il sistema elettorale del comune potrebbe andare bene ora sono trascorsi Roma, tanti anni. un sistema, diciamo, regionale, o quello europeo, ecco perché. Le dicevo, sono trascorsi tanti anni da quando ho studiato diritto costituzionale comparato, e quando ho finito di studiarlo, mi sono chiesto: ma perché il sistema elettorale italiano è così complesso, mentre il sistema tedesco, il sistema spagnolo, il sistema inglese è più semplice da apprendere e più chiaro? E perché dietro ogni sistema elettorale vi sono degli artifici, non vorrei parlare di raggiri, per evitare che scelga il popolo. E allora noi dobbiamo stare attenti. Qualunque sistema elettorale che verrà fuori, che non consentirà al popolo di scegliere la classe dirigente,
l'unico sistema è il referendum, abbiamo scoperto. Infatti. E l'unico modo per abrogarlo è consentire ai cittadini di recarsi alle urne per esprimere la loro volontà. Allora sappiano coloro che continuano a riunirsi per modificare il sistema elettorale. Il popolo questa volta vuole scegliere. Il popolo vuole una classe dirigente che lo rappresenta concretamente, che porti in Parlamento le esigenze dei cittadini, i bisogni dei cittadini. Ma da quanto tempo non si parla in questa Italia dei bisogni della collettività, dei servizi che il popolo ha bisogno? Ma oggi, guardate, si continua a dissertare su temi, non vi è dubbio, di importanza notevole, ma riflettiamo su sulle leggi che sono venute fuori da questo Parlamento. Il Job Act veniva presentato come una legge per incrementare l'occupazione e le proteste dei sindacati andavano verso la direzione, state attenti che è una legge che facilita i licenziamenti, ed è quello che è avvenuto. Non vi è ormai luogo dove i licenziamenti non si sono incrementati. Trasformare i contratti da part-time a tempo determinato o a tempo indeterminato. Può uno Stato discutere di questi argomenti quanto ha alle proprie dipendenze milioni di persone che operano con contratto a tempo determinato? Ma qual è? Chi ha affrontato concretamente la vicenda dei tanti assunti ormai da tempo che aspettano la trasformazione del contratto a tempo indeterminato? Quanti sono ancora le persone che lavorano all'interno delle ASP, che lavorano all'interno dei comuni? Quanti precari vi sono ancora? E in un clima di precariato nessuno ha voluto rivolgere un pensiero nei loro confronti. Stiamo attenti, lì è facile pensare, sì, ma costoro non hanno vinto un concorso. E allora cosa? Allora li licenziamo? No. Va trovata una soluzione nei confronti di persone che per 25 anni, 30 anni lavorano all'interno di questi enti e che non sono stati in grado mai di guardare il loro futuro, il futuro dei loro familiari con serenità. E peggio ancora, poiché sono precari, non li abbiamo neanche formati, cioè non abbiamo dato loro una formazione per migliorare le loro prestazioni lavorative. Ce ne ricordiamo solo in campagna elettorale. Ma può uno Stato pensare a fare una norma quale quella del Job Act e trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato prima ancora di dare una soluzione alla vicenda del precariato con lo Stato, con tutti gli enti pubblici a partecipazione totale pubblica? Quando vi sono queste contraddizioni, l'esempio viene meno. Io 5 minuti li vorrei dedicare al voto agrigentino. Ecco, abbiamo visto ad esempio che ad Aragona vince Pendolino e viene bocciato l'uscente Parello. A Bivona, per esempio, il successore dell'uscente Panepinto perde per soli 5 voti e vince Cinà del centrodestra. A Castel Termini vince Nicastro su una bella affermazione del candidato di 5 Stelle. Per esempio a Santa Margherita del Belice, cosa mai successa, mi hanno detto che per la seconda volta di fila vince Valenti, non era mai successo nel comune di Santa Margherita del Belice. E poi per finire con Sciacca, unico grosso centro della nostra provincia dove
il centrodestra e il centrosinistra vanno al ballottaggio. Ecco, facciamo anche una Allora vediamo riflessione. delle regole generali che normalmente esistono in politica e poi vi sono anche delle eccezioni. Lampedusa ne abbiamo già parlato. Normalmente i sindaci uscenti vengono riconfermati perché partono in vantaggio, perché hanno governato, poi vi sono delle patologie e rispetto a queste patologie, Ah, dimenticavo Palma di Montechiaro. sì, Con rispetto, Castellino, perché dico quindi. per esempio Palma di Montechiaro, il sindaco uscente non si è candidato, si era dimesso, era il sindaco Amato, lì ha avuto una grande conferma il mio amico Stefano Castellino, che la gente lo hanno visto come un buon amministratore, uno che aveva amministrato la provincia di Agrigento, e hanno valorizzato quella esperienza amministrativa che Stefano aveva acquisito nel governo della provincia. È stato grazioso l'intervento di Carmelo D'Angelo in un comizio con Stefano Castellino, dove già lo preannunciava, era uno che, lui scherzando, dicevo temo la concorrenza e io giro negli assessorati, spesso sono solo, ho il timore che dopo questa elezione ci sarà Stefano Castellino a farmi concorrenza. Beh, sono in due, non vi è dubbio che ora è in compagnia, ma è uno che penserà con le difficoltà di governare quel territorio, ma penserà al territorio di Palma di Montechiaro. Valenti, abbiamo detto, vale la regola generale, quello che è un sindaco uscente che viene apprezzato. Cosa diversa è Bivona. State attenti a presentarli come pari all'uscente, non era candidato Panepinto. Però dico 5 voti. Però attenzione, Come Raffadavi. attenzione, Come il suo quando paese, si Raffadavi, ritiene- 5 voti. Sì, ma quando si ritiene che il deputato uscente deve scegliere lui e non la collettività spesso si ribella. È accaduto proprio, per andare nella mia realtà, quando il sindaco uscente non si è ricandidato, bene, il subentrante, poiché imposto dal sindaco uscente, non è stato eletto. È quello che è accaduto a Bivona, rientra nella regola generale, non una scelta popolare, ma una scelta del leader della zona, non gradita alla collettività, perché quando si fanno queste scelte, spesso, io non so se proprio questo è il caso, chi sceglie non sceglie il meglio, ma sceglie il più fedele, con il risultato che la gente comprende che quella fedeltà non è una fedeltà nei confronti del popolo, ma nei confronti del leader, e quindi puniscono sia il leader che la persona fedele. E questo può essere che sia verificato sicuramente a Bivona, ma non vi è dubbio che il candidato alternativo è stato scelto. A lui va fatto un augurio di buon lavoro. A Sciacca si va al ballottaggio, non c'è il sindaco uscente che si candida. Di Paola non ha voluto. Non si è voluto ricandidare, si era addirittura, per altre ragioni, si era dimesso prima per rispetto di alcuni termini elettorali, scadenza elettorale, per la possibilità di potersi ricandidare. Beh, è un confronto aperto. I cittadini di Sciacca sceglieranno chi, secondo loro, meglio possa rappresentare i bisogni della realtà di Sciacca. Vale una riflessione similare anche per Casteltermini. Scelgono chi ha esperienza amministrativa. Da un lato la freschezza, che era rappresentato da chi è arrivato secondo, dall'altro lato vi era l'esperienza di chi aveva svolto il ruolo di presidente del Consiglio Comunale, presente nelle istituzioni, che ha svolto diverse attività imprenditoriali, quindi nel territorio, nel settore dei servizi sociali,
e quindi Gioacchino Nicastro era una persona già conosciuta e quindi e in più il sindaco uscente Nuccio Sapia Non si è candidato. non si è candidato. Questo è quello che è accaduto nella nostra provincia. Aragona è stato... Su Aragona vale quanto detto, non è che vado in contraddizione. Il sindaco Parello, che era il sindaco uscente, ha ottenuto una ottima affermazione, ma ha consentito di fatto ad altri di schierarsi tutti contro. Apparivano 4 candidati, ma il sindaco Parello ha avuto la candidatura da un lato di Biagio Bellanca, l'altra candidatura del vincente Pendolino, un buon imprenditore, uno che veniva riconosciuto già dalla collettività come persona che aveva saputo essere presente. Tra l'altro Pendolino è uno che è stato presente in diverse tornate elettorali, ivi compresa quella precedente, sì, che lo ha visto sconfitto. Non stiamo parlando della novità, non vi è nulla di nuovo, diciamo, ad Aragona. Non è stata premiata l'attività del Parello, ma attenzione, è perché hanno sbagliato gli aragonesi? No, io non sto ad Aragona, sto a valutare che un sindaco uscente, pur essendo una bravissima persona, una persona umile, colta ed onesta, tuttavia il governo della città, così come lui l'ha voluta interpretare, e in assenza, questo sì, dei partiti politici che lo sorreggessero durante il mandato, lo ha portato ad andare incontro a una sconfitta elettorale. D'altronde ho letto le sue dichiarazioni, si è dimostrato da gran persona per bene qual è, quello di prendere atto della sconfitta ed augurare subito al sindaco vincente Pendolino un buon lavoro per la città di Aragona. E questo è un modo anche di essere, di presentarsi, è un esempio, certo, ma non solo un problema di eleganza, cioè non vi è stata la lamentela o il rancore o il risentimento nei confronti della collettività, pur avendo conseguito un ottimo risultato elettorale. È stato un risultato elettorale non sufficiente per la vittoria e per queste ragioni ne ha preso atto e sicuramente resterà in campo a continuare la sua attività politica nell'interesse del Comune d'Aragona, ma prendendo atto quindi della sconfitta, ha augurato alla città di Aragona un buon governo e ci si augura che sia rappresentato bene da Pendolino. Allora, abbiamo saltato, giusto per chiudere questa nostra discussione, abbiamo saltato Cattolica, dove vince Borsellino contro un ex del PD, Giuffrida, anche se per poco, ma vince col 52%. Quando si vince anche per poco, la bellezza, certo, del sistema elettorale, poi quando si vince la partita, basta un gol in più, basta un voto in più. Non è un problema, è secondo Bosco. A Villafranca viene riconfermato l'uscente Balsamo, a Campobello di Licata viene riconfermato Picone. E credo che... allora, rispetto a queste realtà, la realtà più... A Comitini e ritorno in campo Contino, che era già stato sindaco, ecco, e quindi per altre... la conferma dell'esperienza, che non vale per Cattolica, state attenti, perché Giuffrida è uno che ha una esperienza, una politica, un'esperienza amministrativa, però stiamo attenti, lì vi sono anche delle specificità. Io parlando, sono amici, persone che conosco bene, non v'è dubbio che parliamo di piccole realtà dove è sufficiente il consenso di una famiglia o meno, sì, e quindi vi sono anche i dissidi familiari che portano alla vittoria o alla sconfitta, e sono piccole realtà con il risultato che lì hanno la possibilità di scegliere non solo in funzione di una scelta politica, ma vale anche il rapporto di amicizia, certo,
a Comitina è quello che si verifica se è presente o meno un emigrato oppure una famiglia di emigrati, se ritornano per venire a votare oppure non ritornano, ma vale per la stessa realtà piccola di Villafranca. Un dato viene fuori da Campobello di Licata, perché da un lato nella coalizione perdente vi sono persone che hanno ottenuto ottimi risultati personali, il caso di Giovanni D'Angelo, che ottiene una marea di preferenze. Dall'altro lato è il caso di Giovanni Picone. Attenzione, lì bisogna vederlo in modo analitico. Il dato del dottore Ciotta è eclatante, cioè è vero che Picone vince, e vince quale sindaco uscente, viene visto dalla città come un sindaco che ha bene amministrato, però vi è con lui la novità del dottore Ciotta che con le preferenze in una realtà non grande come Campobello di Licata supera 600 preferenze singole. Non v'è dubbio che un grande apporto viene dato da persone di questa statura, ma l'umiltà, la correttezza, la disponibilità, la capacità professionale del dottore Ciotta sono capacità che l'intera collettività di Campobello gli riconosceva, ma bastava partecipare a quella competizione elettorale per vedere come veniva visto e come il rapporto che lui mantiene anche con i pazienti dell'ospedale di Licata. Lì allora c'è un insieme di cose: da un lato indubbiamente l'impegno, la capacità del sindaco uscente e la capacità organizzativa dello stesso sindaco di chiedere ad alcuni di scendere in campo. Il dottore Ciotta, che è una novità, non aveva altre esperienze non solo politiche, amministrative, era la sua prima candidatura, e in una realtà come quella di Licata ottiene una marea di preferenze tale da superare qualunque altro consigliere con notevole capacità amministrativa. Questo è il dato che è venuto fuori in questa provincia. È una provincia, qualcuno può dire, multiforme e variopinta, però se guardate, se facciamo una seria analisi elettorale, abbiamo potuto constatare che prima i cittadini hanno avuto la capacità e la voglia di scegliere, hanno avuto la possibilità di esprimere una preferenza, ed è l'ultimo, così chiudiamo, si esce fuori dalla ipocrisia, aboliamola questa doppia preferenza che inserisce la preferenza di genere, perché se notate quello che è venuto fuori in modo drammatico in questa competizione elettorale è che la presenza femminile è stata utilizzata per fare eleggere altri, per controllare il voto. E allora, se vi sono dei limiti al sistema elettorale, non va abolita la preferenza, cioè non va abolita la possibilità di far scegliere il cittadino, ma anziché inserire la doppia preferenza per vedere un mare di donne candidate e poi consigli comunali formati con poche persone, se vogliamo la presenza femminile all'interno dei consigli comunali, non v'è dubbio che dobbiamo non inserire la preferenza di genere, ma inserire la doppia lista, tale da consentire l'elezione del 50% dell'uno e del 50% dell'altro sesso, se questa è la volontà del legislatore. Ma quando si nasconde
dietro la volontà del legislatore altri fini, cioè facilitare l'elezione di qualcuno, beh, quello è l'anomalia del sistema elettorale che va cambiata, e questa è una delle ragioni. Per esempio, io sono per cambiare l'inserimento delle due preferenze se dobbiamo consentire la libertà del voto, o inseriamo più di due preferenze, 3 o 4 preferenze, o altrimenti bisogna ritornare al sistema precedente, cioè consentire l'unica preferenza per evitare le distorsioni che in questo sistema elettorale che hanno fatto si sono verificate. L'ultimo elemento che è venuto fuori dal nuovo sistema elettorale è l'effetto trascinamento. Abbiamo potuto constatare che i sindaci eletti all'incirca sono i sindaci che hanno più liste. Attenzione, quando si è votato ultimamente non era in vigore questo sistema elettorale. In vigore il sistema, per capire la differenza, non è in vigore questo sistema elettorale attuale, il risultato di Porto Empedocle o il risultato di Favara portava a un risultato diverso. Ecco perché allora è importante una legge elettorale ben definita, perché in funzione della legge elettorale si hanno risultati diversi, cioè con l'effetto trascinamento al ballottaggio a Favara andavano altre persone e non la sindaco Alba. Vale per altri comuni. E allora bisogna, così concludendo, bisogna uniformare i sistemi elettorali. Il sistema elettorale per i comuni deve essere uguale, identico al sistema elettorale regionale, e deve essere identico al sistema elettorale nazionale, perché, ritornando e chiudendo con la regione, guardate che per la regione valgono le coalizioni, e non vi è dubbio che vi è il presidente che è più avvantaggiato e il presidente che ha una forte coalizione. Per queste ragioni l'invito di Gianfranco Miccichè nei confronti di Musumeci deve essere accolto dal Musumeci, perché Musumeci è uno che si è candidato a presidente della regione, è uno che non ha avuto grandi consensi, è uno che nell'arco di questo quinquennio, oltre ad avere vissuto momenti drammatici, familiari, comprensibili, tuttavia non mi sembra che ha brillato per l'opposizione al governo Crocetta. Attenzione, è possibile che non ha avuto molti spazi televisivi, ma in questi casi una persona si reca direttamente nei comuni e presenta l'attività che costui ha fatto. Allora i cittadini devono valutare, prima di dire no a Musumeci, tutti i disegni di legge che Musumeci ha presentato. Se si scopre che non ha presentato disegni di legge alternativi al governo Crocetta, non v'è dubbio che rimane una persona onesta, ma non può essere una persona che governa la Sicilia. La persona che governa la Sicilia deve essere scelto dalla coalizione, da entrambe le coalizioni, sulla base di un programma
e sulla base dell'esperienza che il Presidente ha avuto nel proprio campo professionale. Non vi è dubbio, se non ha esperienza in politica nel campo professionale. Ma io che non svolgo attività politica dal 2012 e che sono stato solo fermo nel mio studio tra le sudate carte, come diceva Leopardi, io con sommo piacere svolgo l'attività di avvocato, resto nel mio studio a lavorare cercando di fare al meglio in favore dei miei clienti, dico che di non guardare come dire, in cagnesco il politico affermato, e per affermato non è il politico che è stato eletto diverse volte, ma il politico che ha presentato a tutti le idee che manifesta e l'esperienza, le realizzazioni che man mano nella storia ha avuto modo di rappresentare, di realizzare, di svolgere. Beh, chi ha esperienza in politica, lo abbiamo visto nell'ambito dell'analisi che abbiamo fatto, ed è un'esperienza positiva, viene visto favorevolmente dai cittadini. Spesso però questo tipo di pensiero non viene condiviso dalla stampa. La stampa spesso si parla di cambiamento, di rinnovamento, ma non si comprende cosa c'è dietro un termine, perché se io devo cambiare, voglio cambiare in meglio, non rischio di cambiare in peggio. E alcune attività, alcune esperienze amministrative che sono state il cambiamento, è stato un cambiamento in peggio, cioè si sono allargate le buche nelle strade, è diventata la città più sporca, sono aumentati gli scioperi da parte dei cittadini, non vi sono opere pubbliche in costruzione, si sono fermate i cantieri. Beh, se questo è il cambiamento, preferisco chi ha un disegno, un programma per la città condiviso evidentemente dalla collettività e che viene poi approvato dalla stessa collettività nel momento elettorale. Bene, avremmo tante altre cose da discutere, ma ci siamo dilungati tantissimo, però insomma, è stato un piacere, abbiamo fatto un'analisi un po' sia del reverbero del voto politico amministrativo che ha avuto in Italia, ma anche nella Sicilia, in vista anche della prossima tornata elettorale e anche, perché no, in provincia di Agrigento. Ringraziamo l'avvocato Stefano Catuara, ringraziamo i nostri telespettatori, ricordo sempre TVA sul canale 92 del digitale terrestre e in streaming su televideoagrigento.tv. Grazie e un buon fine settimana. Grazie avvocato, buon lavoro anche a lei.